in quanto testimone? Consapevole della responsabilità morale e giuridica no, perché manca un pezzo, dottoressa. Che assume con la sua che assumono lo svolgimento si impegna a dire la del carico, mi impegno consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Come si chiama? Dominici Andrea. Dove è nato e quando? Nato a Tivoli il 29 giugno del 1979. Dove è residente? A Tivoli, a via del Ninfeo 3. Di che cosa si occupa? Che lavoro fa? Adesso sono tornato alla mia vecchia attività perché io ho un bar in gestione dentro l'ospedale all'IFO, al polo oncologico. È dal 2007 che ho il bar all'interno dentro dell'ospedale, sì. Lei è il figlio del signor Vittorio? Sono il figlio di Vittorio Dominici, il fratello di Dominici Gianluca. Sì. Ascolti le domande del pubblico ministero. Allora, buongiorno signor Buongiorno. Dominici. Lei è stato sentito dai carabinieri il 1° ottobre 2020. Sì. All'epoca che attività svolgeva? All'epoca stavo ancora giù da me al bar, ma come sono tuttora, e in quel periodo era da poco che mi ero riavvicinato a mio padre e a mio fratello, perché come dissi pure ai carabinieri sono stato quasi 4 anni che non ho avuto rapporti con loro. E per quale motivo non aveva rapporti con loro? Per problemi, diciamo, familiari. E adesso invece siete in buoni rapporti? No, non nel senso, ci siamo riavvicinati lavorativamente perché sapendo che stavo nel campo gli serviva una mano perché c'era l'ipotesi, diciamo, della gestione di alcuni ristoranti e gli serviva una mano e quindi, diciamo, mi sono un po' riavvicinato. E invece però a livello lavorativo facevano questa attività? Loro già facevano questa attività, però col fatto, diciamo, che l'impegno era abbastanza notevole mi avevano chiesto un supporto, anche se sinceramente all'inizio sono stato un po' contrario. Perché era contrario? Perché, diciamo, la gestione di 4 attività di 4 ristoranti porta via un bel impegno. Senta, e quindi lei è stato dipendente della cooperativa Serena? Sì. Con che ruolo? Diciamo, gestivo il personale e le derrate, facevo ordini di derrate alimentari. Ma adesso non si occupa più di questa attività? No. Per quale motivo? Perché dopo, diciamo, tutto quello che è successo me ne sono tornato giù da me al bar. Che intende per quello che è successo? Diciamo tutta questa situazione che si è andata un po' a creare. Questa situazione giudiziaria? Sì, diciamo questa situazione giudiziaria. Cioè dopo gli arresti, quando ha cambiato di nuovo? Io ho mantenuto sempre di là, non ho mai lasciato, quindi facevo un po' di qua e un po' di là. Diciamo, però ho richiuso un po' i rapporti generali per questa situazione. Dico, quando è che ha interrotto questa collaborazione con suo padre e suo fratello? Diciamo fine ottobre, primi di novembre. Di che anno? Del 2020. Del 2020? Sì. Quindi dopo che siete stati sentiti per rendere informazioni? Sì. Avete parlato di questo fatto delle informazioni che avete reso ai carabinieri? Diciamo quasi nulla perché, ecco, io adesso per esempio se le dico nell'ultimo anno io papà l'avrò visto 4 volte. L'ho rivisto ultimamente adesso perché mio fratello ha avuto un incidente e quindi ci siamo un attimo rivisti. Altrimenti c'è stato un rapporto familiare, diciamo siamo sempre un po' distaccati. Senta, lei è stato sentito l'1, si ricorda suo padre quando è stato sentito? Prima di me. Sempre il 1° ottobre e poi è stato risentito, se lo ricorda? Mi sembra di sì, il 2, sì. Dico, ma avete parlato di questa cosa? Non ne avete parlato? Io con lui non ne ho parlato. E con suo fratello ne ha parlato? Con mio fratello abbiamo parlato diciamo, di quello che era successo, ma sinceramente non è che sono sceso in particolari perché le dicevo, i rapporti tra me e loro siamo stati sempre un po' freddi. E lei sa perché è stato sentito 2 volte suo padre? No. Non lo sa? No. So che c'erano delle incongruenze, però non lo so. Nel senso non è che ho chiesto... Delle incongruenze tra cosa? Penso tra quello che ha detto, che ha dichiarato. Quello che ha detto lui e quello che avete detto voi? No, penso tra quello che ha detto lui e cosa? penso sì, quello che abbiamo detto noi.
Può alzare la voce, signor Sì, Giannini? diciamo Queste darsi... incongruenze che cosa riguardavano? In che consistevano? penso tra le nostre e le sue. Però io le posso dire che, ecco, se io incontro l'altro giorno quando sono andato a trovare mio padre e a primo impatto non mi ha riconosciuto, lui sta, su sto livello. E questo anche il 1° ottobre non la riconosceva? No, vabbè, il 1° ottobre mi ha riconosciuto, però io sto dicendo... Senta, e quali erano queste incongruenze? Diciamo, a mio fratello non ne abbiamo parlato, ma sinceramente non è... Non ne avete parlato? No, con mio fratello ne ho parlato, però diciamo di quello che ha detto papà io sinceramente non lo so. Come ho detto anche ai carabinieri, che loro mi hanno chiesto se sapeva di ipotetiche cifre, e ho detto di guarda io non sapevo niente, ho letto delle cifre sopra i giornali. Di che cosa ha letto delle cifre sul giornale? Che erano stati dati dei soldi. A chi erano stati dati dei soldi? Adesso non Guardi, ricordo. il Tribunale non le conosce le sue dichiarazioni, quindi oggi io adesso le ho fatto questa introduzione Sì, sì, perché assolutamente. insomma siete stati sentiti appunto, adesso lei è il terzo Sì. e come ha detto lei c'erano state delle incongruenze, quindi le sto chiedendo di questi rapporti anche perché lei mi ha detto che c'è stato poi una frattura tra di voi, però il Tribunale non lo sa. Sì, diciamo la frattura però già era una frattura vecchia, perché io mi sono riavvicinato a loro soltanto a livello lavorativo, infatti pure nel senso in ufficio io andavo ben poco, tante situazioni non l'ho mai seguite, nel senso ero operativo sul locale e basta. Senta, lei Varsi Francesco lo conosce? L'ho conosciuto a distanza di quando avevamo preso i locali, diciamo il periodo mi pare giugno-luglio. Di che anno, giugno-luglio? 2018. E come l'ha conosciuto? L'ho conosciuto che diciamo, io ero andato al locale della scuderia e stava lì che stava salutando diciamo, i ragazzi, il personale. E quindi? Che cosa è successo? No, si è presentato che era il vecchio gestore dei locali e basta, né di più Voleva né di meno. partecipare alla gestione? Perché... No, non mi ha mai chiesto nulla. Senta, e invece... Lei calcoli che da lì successivamente per l'altro anno e mezzo l'avrò incontrato altre 3-4 volte, non di più. E in che rapporti eravate? No, buongiorno, buonasera e basta. Senta, e con suo padre e suo fratello sa in che rapporti era Varsi? No, Sa se lo conoscevano già oppure no? l'avevano conosciuto già prima di me, che io so. Nel senso, io ho conosciuto a giugno-luglio, quindi penso l'abbiano conosciuto prima. Senta, il Mocciangelo lei lo conosce? Il Mocciangelo l'ho visto una volta sola, precisamente non ricordo il periodo, cioè in un incontro in un bar, che c'era un incontro che era stato effettuato da Guido Gargiulo, dove si parlava, diciamo, c'era stata fatta la proposta da Guido Gargiulo dell'acquisizione, diciamo, tramite un'offerta pubblica dei locali. Dei locali? Di quali locali? Dei 4 ristoranti. I 4 ristoranti, Sì. quelli che ha gestito la cooperativa Che ha Serena. gestito la cooperativa Serena. Sì. E quindi l'ha conosciuto prima di entrare in questo... Guido Gargiulo sì. No, siamo adesso, io le ho chiesto di Moccia... Angelo, io l'ho conosciuto Lei mi ha detto come di il signor, io l'ho conosciuto come il signor Angelo, tendo a precisare. Poi è stato, parlando con i carabinieri, mi ha detto sai che questa persona era Angelo Moccia? Ho detto no, perché a me si è presentato come Angelo, l'ho visto quella volta solo e basta. E quella volta che ruolo aveva in questo discorso? Diciamo quasi nulla, perché c'era lì Guido che esponeva, diciamo, la situazione dei locali, che c'era una certa vantaggiosità a prendere questi locali. Io ero molto restio su questa cosa, apposta perché anche se un locale al centro poteva dare, diciamo, un buon fatturato, la questione erano 4 ristoranti, che era una cosa molto impegnativa. Perché sapevo che sarebbe ricaduto, diciamo, totalmente sopra me e mio fratello, quindi la gestione non... Senta, e chi c'era a questo incontro? Che io mi ricordo c'ero io, mio fratello, mio padre, Guido e Angelo.
Guido Gargiulo, Guido Gargiulo. E Angelo Moccia. Senta, si ricorda se c'era Esposito Mauro? No. Non Io se mi lo ricordo, ricorda? no. No, glielo dico perché c'è stato un servizio di osservazione. Che io mi ricordi no. Poi... No. E allora, Gargiulo le stava spiegando questa offerta. Sì. Voi stavate ascoltando, lei e Sì, cercavo di suo ascoltare... fratello e suo padre. Sì. E Moccia che faceva? Cioè, perché stava là? Non lo so, io nel senso che io so... Voi parlate di un vostro affare personale, lei lo sa che è Guardi, stato giuramento? no, assolutamente, avvocato. Io nel senso, io quel giorno ero in pubblico ministero, mi scusi. Ero in presenza di accompagnatore. Io tutta questa storia, nel senso se ci doveva essere l'acquisizione, me lo sono trovato spiattellato quel giorno. Perché io sapevo a suo tempo che l'acquisizione era soltanto di 2 ristoranti. Successivamente quel giorno, parlando con Guido Gargiulo, era stata fatta la proposta di questi 4 ristoranti. Ok, ma questa persona che era con voi non ha parlato per niente? Non ha detto niente? Che mi ricordi no. No, non ha parlato. Che lei si ricorda? Che io mi ricordo. Certo. Poi io mi sono alzato pure un paio di volte, durante la conversazione. Allora, in ausilio alla memoria, Sì. le leggo il verbale del 1° ottobre Sì. 2020, dove lei ha detto: anche la proposta di Moccia Angelo di quel giorno, seppur all'inizio non mi è sembrata così cristallina, nonostante in quell'occasione... ho saltato un pezzo. L'affare in questione non mi dava molta tranquillità, quindi io mi sono occupato della gestione della parte di cui vi ho detto e non ho voluto sapere nulla di nient'altro. Anche la proposta di Moccia Angelo di quel giorno, seppure all'inizio, non mi è sembrata così cristallina, nonostante in quell'occasione egli, che io mi ricordi, non avesse per nulla accennato al denaro da dargli in cambio della gestione. Che voleva dire con la proposta di Moccia Angelo di quel giorno? No, forse mi sarò espresso male, però totalmente la proposta è stata fatta solo da Guido Gargiulo, nel senso, adesso io non ricordo, si parlava dei ristoranti, forse avrà parlato dei ristoranti, però l'intera proposta è stata fatta da Guido Gargiulo. La cosa che non mi sembrava cristallina è, come le avevo detto prima, è la situazione che 4 ristoranti portavano Sì, un però lei impegno... qui ha parlato della proposta di Moccia Angelo, non... forse mi sarò espresso male. Dove deve capire anche... Scusi. Quando si è espresso male? Sicuramente quel giorno, Si è pure... espresso male. Quindi stava dicendo, scusi, l'ho interrotta. No, intendevo la questione dell'offerta non cristallina, perché l'impiego dei 4 ristoranti mi portavano grossi problemi. Senta, invece lei Esposito Mauro lo conosce? Lo ha conosciuto? No. Quindi lei ha detto con Varsi, i figli di Varsi li conosce? No. No. E con loro non ha avuto nessun rapporto durante la gestione di questi ristoranti? No. Senta, il 18 luglio 2018 alle 13:38 c'è una conversazione telefonica tra lei e suo fratello Gianluca. Sì. E lei dice: me lo ha detto Romeo, mo, e mi ha detto: Andrea, sono 2 giorni che sta avvenendo quello che sta cercando. Dice: ma chi è? E che ne so chi è?
Sì, e poi stamattina è venuto il figlio, quell'altro, quello più piccolo, quello tutto tatuato, che io non conoscevo, è grosso, è palestrato. A chi faceva riferimento? Sinceramente non ricordo. Non se lo ricorda. Deve parlare più forte. No, sinceramente non ricordo. Non lo ricorda. Nessun'altra domanda, Presidente. I difensori. Santa, quel giorno in cui avete parlato con Gargiulo, avvocato Fabrizio Merluzzi difesa Mocciangelo, quel giorno quando avete parlato dell'acquisizione di questi locali, vi venivano proposti tutti e 4 invece che soltanto 2, si è parlato anche di un locale a Via della Rosetta? No, che io mi ricordi no. Quindi avete parlato soltanto dei locali di Varzi? Sì, di Varzi, sì. Senta, lei Varzi quante volte l'ha visto? Totalmente 3-4 volte. Dove? Sempre in occasione che ci incontravamo, che passava a salutare il personale, diciamo, ai ristoranti. Quindi sempre alle scuderie? Sì, o alla scuderia è capitato. Passava soltanto a salutare i ragazzi che lavoravano al ristorante o diceva anche altre cose? No, passava a salutare i ragazzi, ecco, i ragazzi mi hanno detto un paio di volte che, diciamo, era contento della nostra gestione perché in futuro avrebbe ripreso i locali. Quindi si presentava come il proprietario dei locali? Come il gestore, sì. E diceva ai ragazzi tanto prima o poi torno perché mi restituiranno tutto? Questo diceva? Era fiducioso che avrebbe ripreso i locali vincendo la causa. Grazie. Prego. Avvocato Senese per il verbale. Mi scusi, solo qualche ulteriore precisazione. Lei questa presenza di Varzi che veniva ai ristoranti per parlare con i dipendenti, Sì. la attesta a quale dei ristoranti facciamo riferimento? Alle scuderie, a più di un ristorante? Ma, diciamo normalmente l'ho incontrato quelle 2-3 volte a scuderia. Quindi non... Senta, lei sapeva che gli erano stati sequestrati dal Tribunale i ristoranti per una evasione fiscale? Qual era il motivo del... L'ho saputo successivamente, all'inizio non ho saputo. All'inizio non lo sapeva, ho capito. Però il signor Varzi ha dichiarato che aveva in corso un giudizio e che aveva riteneva di avere buone speranze sulla restituzione dei suoi ristoranti. A me direttamente no, parlando di ragazzi... Lo diceva ai dipendenti? I dipendenti, sì. Ho capito. Senta, in ordine all'incontro cui lei ha fatto riferimento nel bar con suo padre e suo fratello, ricorda se dov'era questo bar? No, l'ho Poteva fatto essere presente, poi quando sono stato, diciamo, interrogato dai carabinieri mi hanno fatto vedere la fotografia e mi hanno detto l'indirizzo e tutto quanto, però non ricordo il bar, il nome del bar. Senta, ma poteva essere un bar di Via Tacito? Sì. Penso. Pensa di sì. Adesso non ricordo quello. Lei conferma, il PM gliel'ha già lette prima le dichiarazioni, lei conferma che in quell'occasione che lei ricordi il signor Mocciangelo non ha mai accennato a denaro da riceversi da voi Dominici? Confermo. Non ho altre domande. Ci sono altre domande? Nessuno dei difensori ha domande? Sì. Avvocato Carlo Pecoraro, per la posizione di Capasso, anche per il verbale sono sopraggiunto rispetto all'appello. Senta, ci può dire come si chiamavano i dipendenti del ristorante con cui lei ha parlato e che le hanno riferito le parole del signor Varzi? C'era, diciamo, la cassiera Francesca. Anche il cognome, se lo ricorda.
Era un po' in difficoltà, però diciamo c'era Alessandro Ciriciofolo, Davide, cognomi mi trovo un po' impreparato, che Davide diciamo è turco, quindi il cognome... Vabbè, non ricorda Sì. meglio. Ma sono ancora attualmente dipendenti dei ristoranti, che lei sappia? Che io sappia no, penso, poi io non lo so perché diciamo andando via non so neanche diciamo se sono aperti. Lei conosce il signor Carmine Antonio Capasso? L'ho visto diciamo un paio di volte perché lavorava come cameriere al ristorante La Torre vicino al Bombolone. È sicuro? Lei è in grado di riconoscerlo? Quel ragazzo Allora, No. sta indicando la persona che si trova con la maglia bianca? maglia bianca, no, Eh? la maglia bianca. Si può alzare un attimo questo signore? Sì. Lei è? Si dà atto che il testo fa riferimento a Ah no, allora no, non lo conosco, nel senso io faccio riferimento al Grazie, ragazzo. signor Esposito, si può accomodare? Si può accomodare, grazie. Invece il signor Capasso si può alzare? No, non lo conosco. Quindi non mai l'ha visto, mai visto? no, il signor mai Capasso? visto, no. Grazie. Ha mai sentito nominare la società Geni? No, Ricorda quale società, con quale azienda, ditta rifornisse i vostri ristoranti di prodotti ortofrutticoli o caseari? no. Così la mozzarella passava a un ragazzo, diciamo, saltuario, diciamo con la tentata vendita, altrimenti il periodo che io ero Ricorda giù, come si chiamava questo ragazzo? Scusi se la interrompo. no, ragazzo, un signore, e altrimenti diciamo la vendita vera e propria l'ho sempre fatturato con Marra Ristorazione. Qualcuno le ha mai riferito che c'erano altre società che si proponevano per poter rifornire? No, diciamo perché pure quando sono entrato giù a pieno regime, diciamo tutta la parte dei fornitori ho portato i fornitori con cui ho sempre collaborato diciamo giù nel bar dove sto. Nessuno dei suoi familiari le ha mai riferito che c'erano state pressioni di alcune No. società per poter entrare? No. Va bene, non ho altre domande, grazie. Avvocato Lepre? Buongiorno, diamo atto che compare l'avvocato Lepre. Non so se è pervenuta la segnalazione del mio essere prigioniero politico di Italo. Ci è stato rappresentato dai suoi colleghi. Chi deve fare domande? Devi farne una. Prego. Avvocato Siracusa, Buongiorno. buongiorno a lei. Lei ha detto di avere incontrato il signor Angelo Moccia. Sì. Ha conosciuto anche altri parenti di No, Angelo? nessuno. Angelo Moccia ha un figlio che si chiama Gennaro. Sì. L'ha mai incontrato? No. E ne ha sentito parlare? Mai. Grazie. Prego. Posso, Presidente? Sì, prego, avvocato. Sì, Avvocato Anastasio per Esposito Maurizio. Sì. Mi scusi, prendo spunto da una sua risposta a un collega della Difesa. Lei quindi conosce Maurizio Esposito? L'ha mai visto? Esattamente, Sì, proprio l'ho lui. visto qualche volta perché lavorava lì al ristorante a fianco al Bombolone, alla Torre. Sì. Quale ristorante? Bombolone. Nel Bombolone l'aveva in gestione la cooperativa, la Serena, e a fianco c'era la Torre dove l'ho visto qualche volta che lavorava lì. Ho capito. Non ho altre domande. Hanno terminato i difensori? Senta, signor Dominici, quindi se ho capito bene, lei vede per la prima volta una persona che si chiama Angelo, che Sì. poi saprà essere il Moccia Angelo, Sì. in questo incontro al bar con Gargiulo, Sì. in cui siete presenti lei, suo padre e suo fratello, Sì. corretto? Sì, io di questo incontro sapevo che dovevo accompagnare mio padre lì con mio fratello,
ma io sapevo soltanto di Guido Gargiulo. Perfetto. Successivamente, quindi questo signore, questo Angelo, è se a me si è arrivato presentato da solo, come- è arrivato da solo, come è entrato in questa situazione, in questo incontro? che io mi ricordi erano tutte e due lì, sia Guido che Angelo. Quindi lei è arrivato, ha trovato Angelo insieme a Guido. Sì. E le è stato presentato? Lui si è in qualche presentato modo? come Angelo a me. Ma il Gargiulo ha spiegato, oppure lo stesso Angelo, il motivo della presenza di Angelo in quella, No, in che io mi quell'incontro? ricordi no, perché No, poi nella- Guido, no, le spiego, perché Guido, quelle poche volte che io l'ho incontrato un po' prima, diciamo, perché io avevo riattaccato i rapporti con mio padre, diciamo, una mesata prima, e avevo conosciuto, diciamo, Guido Gargiulo in 4-5, diciamo, appuntamenti, e ogni volta veniva una persona differente. Però non è che ha mai presentato... Veniva con persone diverse, ma che ruolo avevano queste persone? Erano semplici accompagnati? Ma normalmente come amici accompagnatori lui Amici gesticava, accompagnati. quindi non... anche in quel caso lei ha pensato che fosse Sì, una persona che sì, era perché lì poi non per caso, avendolo per più fare rivisto, compagnia al Gargiulo? non avendolo più rivisto, sì. Questo insomma ha capito lei? Che Sì, era lì nel senza motivo senso, particolare? no, senza grossi motivi. Però lei lo incontra anche ulteriori 3 o 4 volte? No, io non l'ho mai... Guido Gargiulo sì, Non ha detto così, scusi, di aver rivisto. Il Mocciangelo l'ha visto solo in quella solo in occasione? quell'occasione, io non l'ho più rivisto. E non ne ha nemmeno sentito parlare? No, Ne ha chiesto qualcosa sul suo conto no. al Gargiulo? no. Con Guido Gargiulo non è che avevo grandi rapporti, perché sinceramente, come ho parlato Ne anche... ha sentito parlare da suo padre o da suo fratello No. di questo Mocciangelo? Quindi No. lei lo vede soltanto in quella Io lo vedo occasione? solo in quella volta E e non sa basta. nulla sul suo conto? No. Cioè, non le è stato detto nulla? Non mi è stato detto niente, non ho chiesto nulla, perché poi a livello amministrativo, Quindi gestionale... non ha parlato il Mocciangelo, perché lei ai Carabinieri invece aveva riferito di una proposta fatta. Forse mi sarei espresso male io quel giorno. Mi perdoni, faccia finire. No, prego. Non cristallina, non limpida, qualcosa del genere. Sì. Quindi che cosa voleva dire? Io intendevo, nel senso, io quel giorno, a parte, mi sono trovato in una situazione un po' particolare e all'oscuro un po' di tutto, mi trovo dentro Sì, vabbè, assolutamente... ma tutto questo, perché ha parlato di una proposta non cristallina? Di La proposta non cristallina era quella di Guido, nel senso, era una proposta... ho sbagliato io. La proposta era di Moccia, questo No, non era non così, si nel sa senso... spiegare? No, non è che non mi sono spiegato... mi sono spiegato male, nel senso... Si è spiegato male ai Carabinieri? Sì, Invece oggi ci sta dicendo la verità. sì, ma pure l'altro giorno, l'ultima volta ho detto, secondo me, la verità ai Carabinieri. L'ultima volta che significa? Quando ho incontrato, sono stato dai Carabinieri. Va bene, intanto lei ci sta riferendo oggi, lì, seduto come testimone all'obbligo Sì, di sì, verità, no. quindi noi ascoltiamo quello che, le sue dichiarazioni di oggi. Sì. Va bene, ci sono domande? Pubblico Ministero, altre domande? Ne chiede qualcosa? Sì, solo una cosa, siccome adesso ha riconosciuto Esposito Mauro, io le ho chiesto se era presente a questa riunione, se lo ricorda, se No. questa persona che oggi era... No. No, però quando io adesso le posso far vedere le foto, è l'allegato C053 e c'era anche questa persona. Io non me lo ricordo, dico Lei la non se verità, la ricorda? nel senso... Sì, dico... Va bene, un'altra cosa le volevo chiedere. Quindi voi stavate parlando di prendere questi ristoranti e che erano di Varsi. Lei lo sapeva che erano No. di Varsi? A me quel giorno, quando diciamo, Guido ha esposto questa situazione, ha detto c'era la possibilità di prendere dei locali che sono, diciamo, confiscati al centro di Roma. In passato sapevo di 2 ristoranti e Guido ha fatto, dice no, c'è la possibilità che se si fa un'offerta maggiore, invece che 2 possono diventare 4. Che vuol dire in passato sapevo di quei ristoranti? Perché, diciamo, una decina di giorni prima avevo diciamo, parlato con mio padre che aveva parlato con Guido, che l'aveva indirizzato per, diciamo, prendere questi locali.
Quindi suo padre le aveva detto che Guido l'aveva indirizzato per prendere, sì, diciamo... Ma dove? L'aveva indirizzato in tribunale per andare a chiedere di questo Tramite un locale? avvocato che non mi ricordo il nome, diciamo che gli ha seguito Però tutta la non gli pratica. aveva detto di chi erano questi locali? No, l'ho saputo solo successivamente questo. E quando l'ha saputo? Diciamo verso il periodo che ho iniziato a lavorarci giù, verso aprile-maggio. Va bene, nessun'altra domanda. Bene. Presidente, chiedo scusa, la difesa di Mazzangelo con riferimento alle ultime domande che sono state poste dal Tribunale. Signor Dominici, le rifaccio la domanda che le hanno fatto i carabinieri quel giorno. Sapeva che per la gestione dei locali sequestrati a Varsi Francesco sarebbero stati versati 200.000 euro a Mocciangelo? No. Quando lo ha saputo? Io lessi l'articolo sul giornale. Dopo che mi chiamarono i carabinieri, perché i carabinieri mi chiamarono e mi hanno detto guarda dovete venire giù, uscì prima l'articolo sul giornale. Quindi lei ha dedotto che... No, perché le spiego, la mattina mi chiamarono i dipendenti, mi hanno detto guarda che c'è stato un problema sui locali, riporta ai locali il bombolone, scuderia, ci ho fatto guarda non ci riguarda. Poi all'una di pranzo, l'una e mezza mi sembra, mi arrivò una chiamata mentre stavo lavorando della centrale carabinieri che ci convocava e dopodiché sono andato a leggere l'articolo. Quindi può darsi che questo equivoco insorto dai carabinieri è perché gli è stato fatto il nome di Mocciangelo? Avvocato, che una domanda ipotetica non è ammessa. No, non ho capito, scusi avvocato. Non è ammessa la tanto non domanda l'ha in questi ammessa. termini, se la vuole riformulare, avvocato. Ha mai avuto conferma da qualcuno dei suoi familiari, dopo l'arresto di Moccia Varsi, No. che effettivamente Moccia aveva richiesto 200.000 euro per la gestione di quei locali? No, I suoi parenti, suo fratello, suo padre, le hanno mai detto di aver subito minacce? no, non hanno mai, da che lui mi ha detto no. Grazie. Prego. Può andare, grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Sentiamo il maggiore Bartoni? Sì. Ma Monica ti fa quasi finita la lista del PM con 507? Ah, quelli che Quella là, abbiamo- giusto? quelli che abbiamo indicato quelli come noi. all'inizio. No, Mi c'è affaccio un l'altro- attimo per andare. quell'altro operante e poi collaboratore di giustizia abbiamo. Sono pochi alla fine. Alcuni sicuramente li dobbiamo li sentire devi recuperare, di cui si è parlato. Li devi recuperare. Tutte le salse. Ma è arrivato pure dopo. Ma è arrivato pure dopo Naso. Non si è portato presente a verbale. Sta là seduto. non lo vedi? vedo, non A vedo sinistra. Seduto. Allora, è presente anche l'avvocato Naso? Così ne diamo atto a verbale? Buongiorno. Allora possiamo... Ah, quindi non si vuole Ah, portare. qui, vabbè, comunque, lo so, è intermittente, ma al momento la vediamo e quindi diamo atto che è presente. Grazie. Questo chi è l'operante? Cartoni. Buongiorno, si accomodi. Prego il microfono. Legga la dichiarazione di impegno. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Lei è? Maresciallo Maggiore Emanuele Cartoni, in servizio presso il nucleo investigativo del reparto operativo del Comando Provinciale di Roma, prima sezione. Prego, pubblico ministero. Allora, buongiorno Maresciallo, Buongiorno. ci dice lei è uno degli estensori dell'informativa 257-135-2017 del 4 aprile 2019. Intanto le chiederei di iniziare con una introduzione sulla origine di queste indagini. Sì, allora io sono diciamo uno, insieme al Maresciallo Valente, uno dei due estensori di tutta l'informativa e raccoglitore di tutte le attività svolte. Per praticità e organizzazione siamo un po' divisi il lavoro magari sull'esposizione, quindi
il maresciallo Valente magari esporrà più sul discorso della Varsi Group e della estorsione, e io sulla parte precedente. Se posso, signor Giudice, io avrei il computer con l'informativa, perché la cosa è molto lunga per individuare. È autorizzato a consultare l'informativa sul proprio apparecchio. Grazie. Il PC di cui è dotato. Ok, dicevamo. Quindi come è iniziata questa indagine? Sì, diciamo che nei primi mesi del 2017 abbiamo avuto uno spunto investigativo, in particolare da Ross di Napoli, che ci riferiva, ci accennava a un possibile interesse della famiglia Moccia su Roma riguardo a attività imprenditoriali nell'ambito della ristorazione, e ci riferiva a dei collegamenti con alcuni soggetti relativi proprio a questo ambito, in particolare a Varsi Francesco. Noi ponevamo in essere alcune attività precedenti, diciamo, con un'attività più specifica, più tecnica, di semplice diciamo, osservazione del territorio, pedinamenti e analisi di tabulati telefonici e quant'altro. In questo contesto noi abbiamo rilevato in effetti un collegamento tra la famiglia di Mocciangelo, e in particolare tra Mocciangelo e alcuni personaggi legati al commercio nella ristorazione, come Varsi Francesco e Esposito Mauro. In questo contesto noi effettuavamo anche una serie di analisi per valutare l'attualità anche sul territorio napoletano, il territorio d'origine della famiglia, l'attualità dell'operatività, diciamo, di quello che è riconosciuto come un clan camorristico, che è riferibile alla famiglia Moccia. In effetti tra l'inizio e poi successivamente durante l'attività di indagine venivano registrate degli eventi che per noi risultavano molto, molto determinanti proprio in questo senso, come alcuni omicidi, come l'omicidio di Caputo Salvatore, che avveniva da Fragola nei primi mesi del 2017, che tra l'altro è il fratello di un soggetto, Caputo Domenico, che noi stessi collegavamo al Mocciangelo direttamente, perché lo vedevamo presso alle festeggiamenti del matrimonio della figlia, lo vedevamo venirlo a trovare mentre la mamma era ricoverata in ospedale per una grave malattia e lui era sorvegliato speciale, quindi non poteva spostarsi, e precedentemente ancora, proprio in quella fase preliminare di cui ho parlato, vedevamo una macchina a lui intestata che accompagnava proprio la signora Mazza presso la casa del figlio. Quindi macchina intestata a chi, mi scusi? A Salvatore Caputo, Domenico Caputo, fratello del deceduto Salvatore Caputo, a seguito di agguato camorristico. In quel contesto accertavamo anche diverse attività di indagine che venivano espletate anche negli ultimi anni, non solo, diciamo, nella parte più vecchia della storia del clan, quindi anche su Roma, tra l'altro nell'anno precedente. Quindi avete acquisito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari. Esatto, delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari. Che stanno in un allegato della vostra informativa. Noi abbiamo fatto una serie di allegati che sono tutti quelli che riconduciamo alla lettera D, che sono tutti i provvedimenti, diciamo, le sentenze e i provvedimenti giudiziari che abbiamo raccolto in questo senso. In questa fase preliminare quindi avete raccolto tutti questi documenti. Ora, sì, quelli poi eventualmente sono documenti e li produrremo. Le chiedo però magari di specificare se c'era qualche documento, qualche provvedimento giudiziario più recente che vi dava, diciamo, conto dell'attualità di questo clan. Ecco, sì, in particolare noi ciò che ci ha... che abbiamo ritenuto più importante è quello che è avvenuto durante l'attività di indagine, quindi l'OCC che ha colpito
Moccia Luigi, il fratello di Moccia Angelo, e la sorella Moccia Teresa ed altri esponenti di spicco del clan, sempre su Napoli, per 416 bis. Quell'attività, quello CC, ha tra l'altro avuto anche ripercussioni sulla nostra attività tecnica, perché tra l'altro... Questa è la cosiddetta operazione Leviathan. Esatto. Tra l'altro questa... Eseguita quando, se lo ricorda? Gennaio 2018, adesso... Quindi mentre voi stavate intercettando? Sì. Tra l'altro, ecco, dicevo, le conseguenze di questo sono state una ancora più attenzione nell'utilizzo del telefono, anche se parliamo in particolare di Moccia Angelo come di un soggetto che l'utilizzo del telefono era veramente nullo. Questo poi lo spiegherò magari più approfonditamente, però diciamo che l'utilizzo del telefono di Moccia Angelo è prettamente per contattare i familiari e parlare di cose semplicissime, saluti e quant'altro, mentre poi l'utilizzo delle comunicazioni venivano prettamente trasbordate per la persona di Esposito Mauro. Cioè veniva utilizzato Esposito Mauro per Esatto, comunicare con terze persone, diciamo, esatto, invece di Moccia Angelo. Telefonicamente o di persona, e che poi riportava, in varie occasioni è stato accertato, riportasse poi al Moccia Angelo di persona. Così come ad esempio i rapporti con Varzi Francesco, non ci sono assolutamente telefonate mai con Varzi Francesco, mentre poi ci sono stati numerosi incontri tra i due. Dicevo inoltre in questa fase sono stati anche raccolti sono stati analizzati da parte nostra varie anche dichiarazioni di collaboratori di giustizia che erano stati già raccolti da altre forze di polizia, in particolare dall'EPG che hanno operato sul clan su Napoli, quindi in particolare Scafuto Salvatore, Puzio Michele a seguito dell'ordinanza di cui parlavamo prima, Zaccaro, aspetti che posso controllare il nome, no. Zaccaro Antonio e Vargas Roberto e Di Domenico Marcello. Questi, diciamo, sono i principali. I principali, anche i più recenti, diciamo, se si vuole usare questo termine di caratterizzazione. Sì. Voi avevate anche verificato, diciamo, la presenza di Moccia Angelo o di altri componenti della sua famiglia sul territorio romano, e da quanto tempo? Sì, assolutamente. Vabbè, questo diciamo che era già essendo noi un reparto investigativo che opera su Roma, era un dato che più o meno avevamo come noto, però abbiamo accertato più approfonditamente che la famiglia tra Moccia Angelo, Moccia Luigi e Moccia Antonio si erano spostati su Roma dall'ultima decade del 2010, dal 2009, 2010, 2011, si erano spostati e hanno anche traslato effettivamente le loro residenze anagrafiche. In particolare Moccia Luigi e la propria famiglia si erano spostati definitivamente a Via Bevagna dopo aver fatto alcuni passaggi in altri domicili sempre nella zona, quindi sempre in questi quartieri tra Collina Fleming e Parioli, quartieri di lusso, in immobili di lusso naturalmente. Quindi diciamo Moccia Luigi e Moccia Antonio erano Moccia Luigi con la propria famiglia, Moccia Antonio da solo, almeno io parlo di movimenti anagrafici formali, in Via Bevagna 114. Moccia Angelo dopo era detenuto e quindi la propria famiglia si era spostata anch'essa su Roma, sempre nella zona invece dei Parioli, quindi tra Viale Bruno Bozzi e poi successivamente infine a Via Denza 66, che era la residenza che poi viene raggiunta dallo stesso Moccia Angelo quando viene diciamo scarcerato. Viene scarcerato nel 2015 per un periodo in permesso, in affidamento in prova, e poi viene scarcerato definitivamente nel 2016, però con sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, DPS con obbligo di soggiorno. Ma anche Moccia Luigi aveva avuto la sorveglianza speciale? In passato, in quel momento, durante l'attività di indagine no. No, siccome lei ha ricostruito un po', diciamo, quindi stava ricostruendo il loro spostamento su Roma, il loro stanziamento, diciamo così, su Roma. Sì. Le risulta che entrambi avevano avuto la sorveglianza speciale? Sì, mi risulta così, sì.
non ricordo il periodo in cui ce l'ha avuta Moccia Luigi, comunque sì, anche lui. Senta, lei ha verificato da questi atti che avete esaminato o da osservazioni che avete fatto se effettivamente questo spostamento era, tra virgolette, definitivo o se c'erano ancora dei contatti con Afragola? Allora, durante la nostra indagine in particolare l'unico che era rimasto su Roma era proprio Mocciangelo con parte della famiglia, cioè praticamente con la moglie e Moccia Gennaro. Gennaro tra l'altro faceva su e giù con Afragola perché aveva delle attività economiche ad Afragola. Gennaro ci dice l'anno di nascita? 87, Gennaro 87 figlio di Angelo. Gennaro figlio di Angelo 87 e quindi già le figlie avevano lasciato Roma sia anagraficamente che effettivamente, cioè Moccia Lucia stava su Roma e aveva la sua famiglia e poi si è sposata nell'ottobre del 2017 e Moccia Leonora anch'ella era abitava giù nella casa dei genitori giù ad Afragola. Stessa cosa per Moccia Luigi che invece si era spostato definitivamente giù a Napoli, così come Moccia Antonio, così come le loro famiglie tranne Moccia Gennaro 92, figlio di Moccia Luigi, che in effetti era quello che poi è stato oggetto dell'indagine precedente, l'indagine Passion Fruit Poseidone, che aveva caratterizzato, descritto tutta una serie di attività economiche prese facenti capo proprio a Moccia Gennaro 92 per conto del padre e in riferimento alla Geni SRL, che era una società che distribuiva sul territorio romano e in particolare proprio presso i locali della ristorazione romana, tra l'altro con vasto diffusione, diciamo, i prodotti caseari che portava dal napoletano e nel fare questo si era creata una joint venture, se possiamo dirla così, con la Moccia Fruit, che invece operava a Roma, era riferibile a Moccia Gennaro detto Roberto. Moccia Gennaro qui classe 72, che in quell'attività e forse in altri contesti anche veniva indicato come parente e cugino, ma a noi questo non risulta attivamente, perché noi siamo andati a controllare fino dall'anagrafe non risultano non risultano parentele che possano essere chiamate così, perché ritornando indietro al secolo precedente non vi sono. Comunque erano solo originari dello stesso paese. Esatto. Poi sicuramente sul posto, magari nel paese, nella famiglia, magari avevano contezza di altro, insomma, non so. Senta, nel frattempo c'è stata pure un'informativa, ufficiale del ROS, sì, giusto, che è arrivata da Napoli. Sì, poi il ROS nel maggio del 2017, 29 maggio mi sembra, ha redatto un'informativa che a firma del colonnello Manti, appunto del ROS di Napoli, che compendiava un po' quello spunto investigativo che ci era stato riferito precedentemente e lo arricchiva con le loro risultanze investigative, quindi con delle intercettazioni ed ulteriori. Che riguardavano sempre queste interessenze Moccia Angelo Varsi. Esatto. Più specificatamente proprio questa interessenza tra Varsi Francesco e le sue attività e il Moccia Angelo, e anche della figura così importante nel senso di intermediazione tra i due di Esposito Mauro. Senta, voi avete fatto, parlando di figure, avete fatto delle schede per persona. Che allegati sono alla vostra informazione? Gli allegati che indichiamo con la lettera A sono le schede di ogni persona indagata. Su questo, Presidente, io non so se c'è il consenso delle difese ad acquisire gli allegati A per quello che ci può. Per quelli che sono i dati oggettivi che sono riportati, che sono poi anche credo del casellario o comunque dati ricavati da banche dati, no? Con le fotografie. Sì. Allora, anche senza consenso.
Se sono semplicemente dati, come dire, biografici, non mi pare che ci sia. Non lo so, stavo chiedendo Problema, perché io senza però- farlo riferire sul punto produrrei poi Vabbè, ci gli sono allegati. questioni al riguardo? Ci sono tutti gli allegati A all'informativa, che sono le schede per persona. Sì, ma se le schede riporta i dati, l'acquisisce, che deve riferire? Questo sono le persone. Vuole far riferire su Io direi di no, di non prestare alcun consenso, perché comunque le schede devono essere anche aggiornate. Ad esempio, per quanto riguarda Moccia Gennaro 92 c'è un riferimento a un provvedimento che ha citato ora Cartoni, che è l'inchiesta Passion Fruit, e lui è stato assolto dalla Corte d'Appello di Roma, quindi non c'è altri consenso. elementi documentali, possiamo vedere, perché se non Allora guardiamo facciamo il così, io contenuto- faccio alla prossima udienza riserva, una perfetto, produzione con i casellari e poi eventualmente Va bene, voglio dire gli quindi aggiornamenti CM d'altra riserva parte. la produzione di documenti relativi agli imputati. Presidente, chiedo scusa, volevo segnalare che queste schede, per quello che è il mio ricordo, contengono anche dei collegamenti deduttivi, poiché il pubblico ministero si è impegnato a depurare le schede dai dati che non siano quelli anagrafici. Io chiedo la cortesia, naturalmente prestando il consenso solo nell'ipotesi in cui questo materiale spurio non documentale venga ugualmente prodotto al Tribunale. Guardi, ma le faccio l'esempio, Presidente, alla fine la scheda di Mocciangelo c'è il casellario, come tra l'altro collegamento ipertestuale, il numero di telefono, i dati anagrafici, cioè non è che sia... Va bene, Comunque, intanto vada avanti pubblico ministero. sì, andiamo il problema avanti. poi lo Allora, affronteremo sempre la prossima volta. in tema di allegati, voi avete chiaramente intercettato un certo numero di utenze e avete avuto l'autorizzazione a un certo numero di videosorveglianza, avete fatto un allegato relativo a queste attività, riepilogativo di quello che... Sì, noi diciamo che a seguito di tutte queste risultanze abbiamo poi iniziato un'attività di indagine più complessa. E quindi dico, ma tutti i numeri intercettati e le videosorveglianze in che allegato si trovano? L'allegato dei numeri è il C020. Okay. Ci sono indicati, diciamo, l'obiettivo e poi il RIT o il ROS con cui venivano autorizzati, la durata. E allora, detto, cioè, produrremo l'allegato, ci dice più o meno come siete andati logicamente a intercettare l'una o l'altra utenza, quali sono stati i collegamenti investigativi che avete fatto per scegliere mano a mano le utenze? Sì, soprattutto inizialmente, diciamo, noi appurato questo collegamento, che poi abbiamo appurato anche noi direttamente, oltre a quanto ci avevano riferito il ROS e quant'altro, quindi il collegamento tra Esposito Mauro, Moccia Angelo e Varzi Francesco, e poi ulteriori altri soggetti che poi magari hanno perso mano a mano il nostro interesse in questo senso più stretto, diciamo, come Trinchillo Gennarino ad esempio. Abbiamo iniziato l'intercettazione delle utenze in uso alla famiglia di Mocciangelo, a Varzi Francesco e ad Esposito Mauro e a Trinchillo Gennarino. In particolare questi è stato il nucleo della prima diciamo, richiesta di intercettazione, che poi ha generato poi ulteriori ambientali in auto, la fossilizzazione anche sul soggetto che è Gargiulo Guido, che è emerso successivamente, e quindi anche un ambientale con telematica attiva che è riferita a Gargiulo Guido, e poi varie telecamere che potessero indicarci e darci elementi sul riferimento di tali locali e commerciali come quelli che poi abbiamo individuato come la Forzai, il locale riferito alla Forzai SRL. Una videoripresa lì alla paninoteca, diciamo. Esatto, abbiamo installato una ripresa, una videosorveglianza presso la Forzai SRL, perché abbiamo individuato come una delle prime attività commerciali che abbiamo individuato come riferibili a Moccia Angelo, e quindi probabilmente oggetto di questo investimento, di questo
presenza occulta del Moccia Angelo, poi presso la Fedegian, presso il ristorante Manzio del Gusto, che era il ristorante dove vi era la presenza costante di Varzi Francesco e dove spessissimo Varzi Francesco ha incontrato i vari altri soggetti, quindi Esposito Mauro, Moccia Angelo e lo stesso Gargiulo Guido, e che poi secondo le nostre risultanze è risultato assolutamente riconducibile allo stesso Varzi Francesco e non alla reale intestataria. E poi presso i locali commerciali, sempre della ristorazione, che erano stati successivamente presi in gestione dai dominici. Quindi avevamo, diciamo, sorvegliato tramite queste riprese, videoriprese, i vari locali, anche per verificare chi li frequentasse e chi materialmente ne avesse la disponibilità e la gestione. Va bene, allora io partirei con il capo 1, parliamo della Forzai, così Sì. esaminiamo mano a mano le varie condotte e poi verifichiamo se rimane attraverso la produzione documentale o l'altro test qualcos'altro da esaminare. Se posso, noi abbiamo anche un altro allegato in cui abbiamo indicato anche come abbiamo identificato i soggetti. E questo è l'allegato? C021, che è quello... Quindi la riconducibilità delle utenze Esatto, ai vari soggetti. agli utilizzatori. In generale, anche in questa sede posso assolutamente per tutti riferire che l'identificazione ha preso piede grazie alla durata delle intercettazioni. Questo è naturale, perché abbiamo imparato a conoscere le voci e le persone, e soprattutto le abbiamo poi in parte conosciute di persona quando abbiamo eseguito le ordinanze, quando abbiamo fatto alcuni servizi di osservazione, e poi perché l'aiuto delle telecamere, assolutamente, dei servizi di osservazione, ci ha permesso quasi sempre di identificare in diretta o poco in differita chi era che parlava in quel momento al telefono, chi era che utilizzava il telefono, chi era che utilizzava l'autovettura, ad esempio, perché abbiamo avuto anche tre autovetture intercettate con un ambientale, e questo, insomma. Quindi, in linea generale, per quanto tempo avete intercettato questi soggetti? In totale dal luglio 2017 al settembre 2018, poi Quindi per utenza più, utenza meno, personaggio più, personaggio meno. Anche qui, Presidente, io produrrei l'allegato C021, poi non lo so se le parti vogliono fare qualche domanda specifica, secondo me è più, diciamo, semplice così. Tanto è un documento che loro conoscono sull'identificazione, fermo restando che poi c'è stato anche una, diciamo, conoscenza delle voci, e sulla base di quella hanno trascritto, e che poi ogni singola intercettazione si può fare la contestazione se appartenga o meno. Però ecco, se acquisiamo l'allegato C021 poi magari le parti possono eventualmente fare domande in controesame. C'è accordo per acquisire questo allegato? C021. Ce l'ho io, se volete. Ce l'ha lei? Sì. Sì, io ce l'ho, ma ce l'ho sul computer, per questo è un po' complicato. Giudice, posso? Sì, prego. I difensori hanno presente questo allegato? No. Comunque si tratta della stessa attività che ha fatto il maresciallo Valente, giusto? Sì, sì. Quindi eventualmente su questo può rispondere anche lui, Sì. se le parti vogliono riservare il controesame alla Sì, prossima udienza. Si tratta sostanzialmente, Presidente, dell'indicazione dei progressivi, dove magari dicono mi chiamo Tizio, oppure ecco, poi c'è il servizio di osservazione subito dopo. Sì, poi c'è l'indicazione, ad esempio, dove
vari personaggi ad esempio hanno fornito la loro utenza nella banca dati, cioè risultava nella banca dati delle forze di polizia, perché magari utilizzata per una denuncia, per altri vari elementi, diciamo. Va bene, allora intanto possiamo continuare, perché Sì. se ho capito bene anche l'altro teste potrà riferire. Sì, eventualmente, Presidente, penso che possiamo risolvere così, perché voglio dire, l'informativa è molto corposa, sono più di 600 pagine, le parti ne hanno avuta, insomma, ampia conoscenza. Quindi dicevo, andiamo un attimo alla Forzai. Presidente, se posso interrompere solo un attimo prima di andare avanti, il testimone in sede Avvocato Pirritano per la difesa Varzi. In sede di ammissione prove l'audizione del testimone era stata limitata, proprio per la tardività del deposito della lista testi del PM, alle attività di indagine sull'associazione a delinquere. Io qui ho davanti l'ordinanza ammissiva, per cui credo che anche e del capo 11, che però appunto riguardava un'attività specifica, l'articolo 75. Sul fatto Presidente, di cui al capo. anche l'avvocato Senese si associa alla questione posta Quindi alla qual è collega? Mentre le domande del pubblico ministero stanno appunto iniziando ad allargare il raggio a tutta l'attività di indagine, ecco, penso si debba circoscrivere a quella che è stata l'ammissione del test, l'oggetto dell'ammissione del L'avvocato testimone. Pirritano si oppone a che vengano poste domande. Le altre difese si associano. Diversi da quelli indicati nell'ordinanza che ha disposto le prove. Presidente, per me ovviamente la prova è principalmente nelle intercettazioni e negli allegati all'informativa documentali. Poi certo leggere queste intercettazioni senza... Un fatto reatico a capo numero 11 non che autoriguarda reato 416. Attività di no, non ci sta. No, ma eccolo qua. No, aspetta. E questo che è codice penale contestato agli operanti? Si chiama? Ma tu mica hai parlato così, diciamo. Ma forse l'abbiamo scritta, quindi un attimo solo che verificare. Perché prosegue, vedi? Ti porto pure questo, dai.